Bella ragazzi, a tutti del commentare veneziano, ragazzi, MotoGP, siamo in Catalogna e udite udite non sono in pole. Ho buttato via una pole in maniera devastante, non so cosa dire, sinceramente non so cosa dire, terzo posto. Chiaramente sono strafavorito per la gara, però nel mio carniere non posso aggiungere una pole position e questo mi dà abbastanza fastidio, vabbè. Questa è sempre a dimostrazione di come MotoGP sia imprevedibile in qualsiasi sua forma. Però adesso siamo nelle gare del Comenda, quindi non può fallire veneziano. Speriamo sia stato solo un episodio. Purtroppo capita, può capitare. Però adesso pensiamo solo a vincere. Siamo abbastanza distanti dalla coppia Marquez-Lorenzo, che sono praticamente gli stessi punti. Marquez ha un punto in più. Spingi, come spinge a cannone. Rossi intanto supera Marquez. Oh, Rossi forse sta tornando, chi lo sa. Very good, come, very good. Scodata. Vai, 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 Fioi. Ragazzi, Catalogna è veramente dura, per gli altri. Catalogna è veramente una roccaforte. È la tipica roccaforte come indiana. Rossi secondo sarebbe bella, una bella doppietta. E comunque ruba punti anche agli altri, sarebbe fondamentale. Tanto Marquez supera subito Rossi, appena detto, vaffanculo. Lunghissimo. Primo giro un po' da dimenticare, con tutto il rispetto, Con tutto il rispetto che posso avere per questo primo giro non mi è piaciuto per niente. Ok. Primo giro completato. Vai, 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 piano, piano. Piano, ma non troppo. Dai, che qua facciamo i nostri 25 punti, andiamo a fare la terza vittoria stagionale. E cominciamo a mettere un po' di pressione al Marchetto Marquez e al Magnifico, per questo che deve fare veneziano. Certo sarà duro ripetere il mondiale dell'anno scorso perché ho fatto delle cose, il primo anno con una moto inferiore, io non lo so, cioè, cosa mi sono inventato. La Ducati storicamente con me ho vinto con MotoGP 13, però un po' di sfiga c'è stata. Vai Kume. Il Kume sta pitturando però adesso. Il Kume pittura. Hashtag e il Kume pittura. Ricordo sempre il profilo Instagram dove poter seguire veneziano nelle vicende personali. Veramente mi sto divertendo troppo. Mi piace tantissimo come social network, non pensavo sinceramente, invece è molto molto bello. Anche perché si possono seguire anche gran pezzi di figliuole. Tra cui la nostra Tori. Perché sarà sempre la mascotte del canale, ragazzi, in ogni caso. Tanto male che ti sprofonda al quarto posto. Stiamo guidando in maniera perfetta fino a questo istante. Non vorrei portarmi sfiga, ma a Catalogna c'è solo un campione. E si chiama veneziano. Final lap. Buono, 1.4700, tempo che mi darà sicuramente il fastest lap. Era da un po' che non andavo di fastest. Purtroppo ho perso la pole, non so neanche io come, con tutta onestà. Ma capita. Very good, Kuma, very good. Sto girando veramente perfettamente, Gambina fuori. Questa fisica qua è tanto più dura però, cioè, ma eccola la scodata, eccola la scodata. L'immancabile scodata di un Kume. Sto asfaltando gli avversari, poveri loro. Poveri, poveri loro.
Molto bene. E signori, purtroppo non c'è Electric, ma giro veloce e vittoria, signori, terza vittoria stagionale per il Comendone. Questo Cume non molla proprio. Vai! Oh yes! Buona vittoria, buona vittoria. In attesa di vedere... 7 secondi, siamo a meno 27, ok. Una Ducati seconda. Perfetto. Yeah! Ragazzi, crisi olandese. L'altro anno non ho vinto, quest'anno parto addirittura dalla 12ª posizione. Giro perfetto, ero in pole. Vado a sbagliare la penultima curva. Sonne di gloria in front. Ragazzi, come pole non stiamo andando molto bene fino a questo momento, eh? Non è l'anno delle pole questo. Mi dispiace perché le mie statistiche comediane devono essere di primo ordine. Attenzione, incidente subito. Ai ai ai, siamo ultimi in classifica. Raga, quest'anno è veramente duro. Dobbiamo fare il miracolo. Adesso il cume di rabbia, fioi. Il cumendone di rabbia. Dai ragazzi, proviamoci. Che il Gondolari Team deve dominare. Dai cumendone, dai. Mamma mia, fioi. Una delle peggiori gare della storia ad Assen. Una delle peggiori gare ad Assen. Pazzesco quel che sta succedendo ad Assen. Abramo Lincoln da superare, ok, l'autista. C'è l'autista è Nicolino Heidi. Scusa autista. Nicolino Heidi e di peggio. Nicolino Heidi e di peggio. È pazzo, il Cume è pazzo. Il Cume chiaramente deve rischiare il tutto per tutto. Vai, anche di peggio. Ok. 19° posto, siamo lontanissimi da tutto. Siamo veramente lontani da tutto. Io non ho parole, devo fare una rimonta. Devo fare una rimonta spaziale. Qua il Cume rischia ancora tutto. Il Cume deve dare prova di essere un grande qua. Di essere il campione del mondo in carica. Questa è una gara favorevole, la stiamo buttando via così. È tutto colpa delle qualifiche. Adesso c'è Buzz Lightyear e Barbara Berlusconi. Ma siamo tanto indietro. Non c'è ritmo, non c'è nulla. Pazzesco Beppe, pazzesco. Oddio, come sta? Sono nervoso ragazzi, sono nervoso. Ho bisogno di tutto il vostro supporto. Dai, come spingi sto catorcio infernale. Tira fuori il gambino veneziano, lo tira fuori il gambino. Qua il Cume è molto aggressivo. La Buzz Lightyear fuori, mi dispiace Buzz. Mi dispiace Buzz, ma voi intanto siete fuori di zona punti, quindi non conta un cazzo. Devo fare la remontata. Brad Pitt. Se la supera Brad Pitt, staccatona su Brad. Ok. Dai ragazzi, forse no, non c'è il fastest. Siamo 15esimi, abbiamo un punticino conquistato, molto male. Qua perderò veramente tanti punti. Hernandez. E superiamo anche molto bene Hernandez. Mamma mia, il Cume veramente... Ho fatto anche troppo, fioi. Ho fatto veramente troppo.
Cerchiamo di prendere più posizioni possibili. Ritiro ad Assen. Ritiro ad Assen. Sì, grazie. Queste sono le regole. Dopo tanto arriva il ritiro. Mentre i Per protagonisti errore della gara mio. raggiungono il... Sprofondiamo a meno 50, sì, praticamente. Non me l'aspettavo questo. Delusione nera per il talentissimo. Raga, un saluto del comandante veneziano. Purtroppo arriva un ritiro incredibile. Il ritiro di Assen. Raga, un saluto del comandante veneziano. Ciao!